l'anno scorso era crisi nera e quest'anno si vede qualche spiraglio di novità, di benessere economico e quant'altro. Anche il Latte Veneto vede la ripresa e questa è la buona notizia che arriva da Piazzolla sul Brenta, dove lo scorso fine settimana si è rinnovata per la 13ª volta l'esposizione Casius Veneti. 109 formaggi da 78 caseifici hanno dimostrato come i nostri prodotti non solo non abbiano lasciato spazio alla concorrenza, ma anzi siano motivo per molte aziende di accettare le sfide del mercato. Abbiamo sempre più persone che vogliono venire a vendere, il 70% del nostro latte che viene trasformato in DOP, oltre il 24% che viene trasformato a prodotti di pregio, quindi il latte veneto va trasformato in formaggio, non come fanno gli altri che producono latte in polvere, che producono prodotti massali. 37 le medaglie d'oro assegnate dalla giuria ad altrettante lavorazioni, mentre il primo premio per i formaggi freschi è per il Monte Veronese di Erbazzo, quello per i formaggi stagionati al Piave di Busche. Una manifestazione per ribadire l'importanza della qualità a tavola garantita solo da una filiera certa e certificata. Un esempio vincente da tempo è quello del grana padano, per il quale viene lavorato metà del latte veneto. È il prodotto DOP più esportato al mondo, ormai abbiamo raggiunto il 40%, naturalmente il paese principe per consumo di grana padano è la Germania, ma poi andiamo molto forte anche di là dall'oceano, Stati Uniti, Canada. Ma non è l'unico fronte su cui investire per dare futuro a questo settore. Preoccupante il mancato ricambio generazionale negli allevamenti, che continuano a chiudere inesorabilmente se non ci saranno incentivi. Chiudevano produttori da un quintale, 2, 40 litri, 50 litri, no? Erano degli hobbisti. Ma quando adesso chiudono stalle da 10, 20 quintali, 30 quintali si capisce che non sono più hobbisti, sono veramente degli allevamenti strutturati che vanno a chiudere. E la preoccupazione è molta e noi ci domandiamo, e bisogna domandare all'opinione pubblica, servono le stalle?